Buongiorno a tutti. Il COA nasce in questo territorio, a Padova, nel 1957, per volontà di un insieme di soggetti istituzionali, c'erano camere di commercio, associazioni industriali, province, grandi imprese, perché in quegli anni, gli anni 50, lo ricordo, furono anni di grande trasformazione dei nostri territori, da una cultura agricola, contadina, ad una cultura industriale, manifatturiera. Nella intuizione, nella visione degli stakeholder, dei soggetti di allora, ci fu quella che questa grande trasformazione doveva essere accompagnata anche da una adeguata competenza, e quindi il COA nacque proprio per creare, formare una classe dirigente che potesse aiutare lo sviluppo delle imprese e delle organizzazioni che proprio in quegli anni si venivano a configurare. Abbiamo visto poi come questo modello, che è stato chiamato il modello del Nord-Est, si è molto evoluto nel tempo, diventando anche un soggetto di interesse anche a livello internazionale, proprio per questo modello di imprenditorialità diffusa, di piccole e medie imprese, di grande innovazione, di attenzione soprattutto al commercio con l'estero e quindi all'esportazione e alla internazionalizzazione. Un modello che ha avuto anche dei momenti di crisi, ma che ancora oggi si dimostra come uno dei modelli importanti e vincenti, che è sicuramente un asse importante dell'economia del nostro paese. Il COA, in questi oltre 60 anni di storia, ha contribuito proprio a questo, a creare, a rafforzare una classe dirigente proprio per portare avanti dei progetti di sviluppo economico, imprenditoriale e manageriale. Il 2020 è stato, come tutti, un anno molto difficile e noi l'abbiamo affrontato in maniera tempestiva, perché in qualche maniera eravamo preparati anche prima. Noi ci siamo trovati impediti nel sviluppare delle attività formative, che è il nostro business, la nostra attività è formazione in aula, proprio perché il lockdown aveva sospeso tutte le attività in presenza, ma abbiamo saputo trasformarle tutte in maniera molto veloce ed efficace in attività online. Questo abbiamo potuto farlo perché da tempo noi stavamo operando su questa grande trasformazione della formazione, la formazione che da una formazione proprio in presenza, oggi con le nuove tecnologie diventa una formazione sempre più anche online, a distanza, addirittura in modalità anche e-learning, dove uno può accedere a dei percorsi formativi in modalità molto libera e flessibile, quindi quando vuole e dove vuole. La realtà ci ha invece dimostrato che il nostro tipo di formazione, che è molto esperienziale e relazionale, ha bisogno anche della presenza. Quindi quello che abbiamo noi sperimentato è una capacità di risposta molto veloce ed efficace, con sostanzialmente avendo dato una risposta ai nostri allievi con una modalità online. Dall'altra abbiamo meglio compreso che noi possiamo utilizzare l'online in una modalità equilibrata, in quello che viene chiamato un percorso blended, sostanzialmente dei percorsi fatti in parte da attività in presenza e in parte in attività a distanza online. Questo tra l'altro aiuta molto anche in una maggiore flessibilità e disponibilità anche dei nostri partecipanti a seguire le nostre attività. Progetti futuri sono molti, uno in particolare ci è particolarmente caro, che è quello di ampliare la nostra rete di relazioni. Il COA, come dicevo all'inizio, è sorto per volontà di tutto un sistema istituzionale, economico, imprenditoriale, ma si è basato sull'alleanza con l'università. Il COA nacque allora, nel 1957, all'interno della facoltà di ingegneria di Padova, dell'Università di Padova, e poi nel tempo si sono affiancate anche altre università. Dal 2019 queste università, che allora erano 7, quelle venete e del Triveneto, sono diventati oggi 13
perché nel nostro network abbiamo anche inserito delle università, il Politecnico di Torino, la Sapienza di Roma, l'Università di Palermo e quella di Bari, e altre si stanno affiancando, in un modello che è unico e originale in Italia, dove abbiamo cercato di creare delle alleanze con dei centri di eccellenza ovviamente nel mondo accademico, proprio per unire le forze e dare risposte alle esigenze dei territori, perché quello che abbiamo anche verificato è che la formazione ha anche una sua dimensione molto legata ai territori. Allora ecco che portare delle esperienze in territori diversi, creare delle alleanze e crescere anche nella nostra attività è stata una scelta strategica molto importante. Lo stiamo sperimentando anche con attività molto interessanti e questo lo faremo soprattutto sviluppato nel corso del 2021 e del 2022. Gli altri temi e gli altri progetti di natura importante per noi sono sempre l'attenzione a due grandi parametri che oggi caratterizzano anche l'evoluzione del nostro sistema. Uno è la trasformazione digitale. Su questo stiamo lanciando a novembre, partirà un master rivolto a giovani laureati, che è un nostro target anche molto specifico e importante per noi, proprio sui temi della digital transformation. L'altro tema è quello della sostenibilità, perché per tutti gli altri target di nostro interesse, che sono le imprese, gli imprenditori, gli executive, i manager, i professional, i consulenti, il tema della sostenibilità diventa importante. Oggi tutte le attività economiche, tutte le attività produttive, tutte le attività organizzative devono basarsi su un'attenzione molto forte ai temi della sostenibilità, e su questo il QOA sta lavorando non solo per un'attività formativa specifica che viene rivolta a questi target specifici per noi, ma anche con un processo di trasformazione anche al nostro interno che va verso la direzione di una sempre maggiore sostenibilità.